Estratto da Don Giovannino. Racconto breve del mio amico e compaesano Giuseppe Arrabito, morto di coronavirus. Le ruote corrono, perfettamente appaiate, nere, poi numeri bianchi, procedono parallele, ipnotiche. Mi affascina guardarle girare. Mi metto sull'attenti davanti alla colonnina della normale e le scruto. Ruotano silenziose, mostrando litri e lire. Un forte odore di benzina si diffonde intorno. A un sapiente comando del Don, le ruote rallentano e si fermano esattamente su di un numero. Quella di destra indica la cifra da pagare. È sempre un multiplo di quella dei litri, a sinistra. 10 litri, 1000 lire, oppure 22.000 se l'automobilista è ricco. Il Don apre un borsello nero che tiene alla cintura e incassa i soldi. L'auto riparte. Giovanni Cutrone è il benzinaio e io il bambino che lo osserva. Per me lui è semplicemente Don Giovannino. Negli anni 60 l'unico distributore Shell a Chiaramonte Gulfi, paese dei miei nonni, si trovava in Corso Umberto. Ce n'era anche un altro, scendendo verso la villa. Era la Jeep di Don Matteo, ma noi non ci andavamo, troppo lontano. Io e mio cugino Pippo abitavamo ai lati opposti del corso. Tutte le estati arrivavo a casa del nonno coi miei per trascorrere 2 o 3 settimane. Pippo abitava di rimpetto. Non appena giungevo, lui correva subito a incontrarmi. Mi voleva bene. Giocavamo sempre sullo stesso lato del marciapiede. Ad esempio con la sua automobile a pedali rossa fiammante. Andavamo a turno. Molti giri lui, uno solo io. Ma non faceva niente. Lui era più piccolo e gli volevo bene. Sul marciapiede c'erano nell'ordine il salone centrale del nonno, la Shell e lo spaccio dei fratelli Scollo. Ci era proibito oltrepassare quest'ultimo. Più in là veniva Usciatone, lo stradone, via Santa Caterina. Era severamente proibito scendere in piazza. Per attraversare il corso era necessario farci accompagnare. Non è che si potesse andare in 448 sulla sponda opposta da Don Vito Calabrese, calzolaio. Andava chiesto l'aiuto di un grande. Gli Stratuno erano pericolosissimi. Ci ammonivano nonni e genitori. Potevamo finire sotto una macchina.